Non ti senti da un certo punto di vista Dico, minacciato? ma no, figurati, io sono uno che fa il suo lavoro perché dovrei sentirmi minacciato, infastidito, quello forse sì, ma insomma non sposta nulla rispetto alla mia attività quotidiana, la critica, la cosa, uno le legge, le guarda, ci pensa, perché comunque ti poni sempre il problema, ma ho fatto bene il mio lavoro. Dopodiché, quando uno si rende conto di aver fatto quello che deve fare un giornalista, cioè raccontare i fatti, il resto è aria fritta, no? Pongo il problema io da questo punto di vista, no? Io mi pongo il problema più quando mi telefona qualcuno e mi dice guarda hai sbagliato l'articolo, la cosa non è così e mi spiega che forse ho commesso un errore, io mi interrogo sugli errori eventualmente che si possono commettere nel nostro mestiere, ma se nel nostro mestiere non ci sono errori e tu hai fatto il tuo lavoro, l'hai fatto fino in fondo, il resto delle critiche non mi interessa, ognuno fa quello che crede meglio, insomma, no? Hai scritto insieme ad un collega il caso Fallara, no? Il Sì, libro. come Gianluca Orsini. E cosa è successo dopo la pubblicazione di quel libro? Niente, quel libro è talmente, come dire, corretto nei contenuti e nelle storie che non è successo assolutamente niente, ma non poteva succedere niente. Noi abbiamo fatto un libro inchiesta, il libro inchiesta si atteneva ai fatti, è stato un libro fastidioso per alcuni, immagino, perché è stato fastidioso, dopodiché nessuno poi ha avuto nulla da replicare. Però proprio perché, per tornare al discorso di prima, il discorso è che quando tu fai un lavoro documentato, lo fai bene, lo fai insomma restando nei canoni che ti vengono imposti dalla professione, dall'etica professionale, questo va benissimo, poi avranno anche masticato amaro i protagonisti diciamo del libro, ma è un problema nuovo, io scrivo, adesso racconto le storie, faccio le inchieste, faccio le indagini, faccio gli articoli, ma faccio il mio mestiere poi in fondo, no? Il libro è stato un libro di grandissimo successo, credo tra i più letti in Calabria di quell'anno, questo era il mio fine, quello di fare un buon lavoro e mi pare che ci siamo riusciti insieme a Gianluca. Se dovessi descrivere il modello Reggio in poche parole, che cosa diresti? Il modello vecchio è un modello, come dire, amministrativo che ha un grande ritorno in termini elettorali per chi lo produce, per chi lo attua, e che ha, come dire, che rappresenta però un fallimento totale per i cittadini che lo subiscono. E questo è dimostrato dai fatti, perché Reggio è una città fallita. Quando noi abbiamo fatto il caso Vallare, abbiamo descritto il modello Reggio, avevamo in qualche maniera previsto il fallimento diciamo, della città e le montagne di debiti che sarebbero inevitabilmente arrivati e avevamo detto che i nodi ci sarebbero stati al pettine a un certo punto e così è stato. Ed è forse il lavoro che deve fare un'inchiesta, no? Quella di raccontare le storie e di dire guardate che queste cose qua portano da questa parte. Questo da questo punto di vista è stato un libro lungimirante perché l'analisi era giusta e i risultati sono quelli che avevamo previsto, cioè il fallimento della città, ma fallimento della città in senso pieno del termine, perché Reggio è una città che è fallita, le stelle, debiti alle stelle, servizi a zero, questa è una città in ginocchio. Hai detto una volta, seppure Scopelliti dovesse essere definitivamente condannato a 6 anni di carcere, non basterebbero mettere a posto le cose? Certo, ma perché il problema non è come dire, la condanna di Scopelliti. Scopelliti può essere anche assolto, no? Per quanto mi riguarda, il problema non è la condanna o meno di Scopelliti. Scopelliti può essere anche assolto alla fine, no? Per riuscire a dimostrare che lui è estraneo, ha commesso reati, eccetera, eccetera, può essere anche. Il problema è politico. Il problema è anche una soluzione, o una condanna o una soluzione, non cambiano nulla rispetto al fallimento politico di una classe dirigente. Una classe dirigente la misuri dal grado di benessere che è in grado di dare alla pezzo di società che amministra, in questo caso Reggio Calabria. Reggio Calabria il benessere non ce n'è da questo punto di vista. Abbiamo avuto una gestione fallimentare e a prescindere da come finirà il processo, resta una gestione fallimentare. Cioè, e questo sta nei fatti. Ti occupi di giudiziaria. Quanto la città di Reggio è in mano alla malavita organizzata? La malavita organizzata è per tutto in questa città, è in pezzi dell'economia, ovviamente non è tutto l'andrangheta, questo sarebbe ingiusto e sbagliato dirlo, però è chiaro che la criminalità organizzata ha messo mano
condizioni. L''ndrangheta è questo, ha questo di particolare e di diverso rispetto alle altre mafie. La capacità di infiltrarsi in territori che normalmente non dovrebbero essere suoi, o che addirittura dovrebbero essere quelli che li combattono. Questa cosa qua è poi dimostrata dalle indagini che ci sono state negli ultimi anni. Noi abbiamo avuto arresti in tutti i campi e processi che hanno riguardato tutti i campi della società. In galera ci sono finiti i mafiosi, ci sono finiti i politici, ci sono finiti i carabinieri, finanzieri, piuttosto che poliziotti, ci sono finiti avvocati, ingegneri, commercialisti, e questo significa che questi stanno ovunque. Questo non è un'opinione, è un fatto. Reggio però ha la fortuna di avere dei giornalisti che non si piegano. Vabbè, ma i giornalisti che non si piegano non stanno solo a Reggio, i giornalisti che non si piegano stanno un po' ovunque, ma come in tutte le categorie, no? Ovviamente ci sono anche dei bravissimi avvocati che non si prestano a fare schifezze, ci sono bravissimi voglio dire, ingegneri, architetti o altre persone che lavorano nelle professioni più diverse, che sono delle persone per bene. Lo stesso vale per i giornalisti, ci sono giornalisti diciamo meno rigorosi e ci sono invece giornalisti che non si piegano. Ma questa è la società che è così, è la società che è così. Magari un giornalista rischia un po' di più, fa un po' più fatica, ha più problemi, ma sostanzialmente questo è. Io non mi enfatizzerei più di tanto, diciamo, anche questa professione. Cioè, questa professione o la fai bene o